Forse vedi l'Italia col sottofondo di Alessia che si scofana le patatine. Volevo farti vedere, a parte questo bellissimo T4 che io ripeto, se avessi i soldi, perché costano una follia sti cosi qua, me lo prenderei, cioè io viaggerei con questo. Viverci assolutamente no, però cazzo, girare i weekend con questo 1000 a 1 contro un camper, anzi 10 milioni a 1, no 1000 a 1. Comunque guarda, ecco appunto, ringrazio il cane che è passato per che diciamo mi fa da presentazione a ciò che io volevo dire. Allora guarda, a parte il bellissimo T4, T5, T20, quel che è, volevo vedere questo cartello che è uno dei cartelli più stupidi del mondo, il divieto di cani. La gente giustamente è intelligente, vedi, e i cani li porta lo stesso, perché un intelligente reputa che questo cartello è assolutamente ingiusto e soprattutto stupido. E tu direi perché? Perché almeno personalmente io reputo sia lecito vietare di cagare in spiaggia o sbranare la gente eccetera, ma il divieto d'accesso quello no, hai capito? O se no, come giustamente ricorda Alessia, fai come Singano che in spiaggia ci andava direttamente con la pecora o col cinghiale. Libertà non è partecipazione, come dicono ormai a macchinetta molti. Sì, buongiorno Italia il giorno dopo. Chissà che bello, quando a volte con una semplicissima e brevissima proposizione riesci a riassumere, no, tonnellate, chilometri di trattati, no? Devi però rallentare la velocità, no? E pensare un attimo. La libertà è il capire ciò che realmente vuoi, che è la cosa in assoluto più difficile, e successivamente magari anche farlo, seguirlo, no? Perché vedi, ad esempio, molta gente, no, pensa di me come quello che vive in camper, come quello che gira il mondo o dovrebbe girare il mondo, andare avanti in drio su e zo come un pandol, no? In realtà io che mi conosco molto bene, sì, è vero, adoro viaggiare, adoro i furgoni, vabbè, compromesso camper, adoro soprattutto l'informatica, no? Quindi per me, adesso, in questo momento, adesso lunedì mattina, ritrovarmi a lavorare su delle grafiche, su dei siti internet, come lavoro proprio, no? Capisci? È una figata perché mi ritrovo finalmente a poter, tra virgolette, cazzeggiare, perché per cazzeggiare intendo fare un qualcosa di costruttivo, produttivo, che però sia anche remunerativo, no? Un po' come quando tu hai la voglia di usare i videogiochi, e io questa stessa identica voglia ce l'ho per i siti internet e per le grafiche, e qualche volta anche per i video che faccio su YouTube, che sono quelli che stai vedendo in questo momento. Quindi non oggettivamente, ma chiaramente soggettivamente, libertà per me in questo caso è questa, è fare quello che voglio, ma il fare quello che voglio è una cosa che il fare veramente quello che vuoi va ancora oltre al fare quello che vuoi, ok? Cioè tu dici cosa stai dicendo? No, perché il fare veramente quello che vuoi va oltre il semplice fare quello che vuoi, perché il fare quello che vuoi tu puoi classificarlo, no? Come dire, ah, faccio il grafico, in realtà no. Cioè, oggi, stamattina, ho voglia di fare sta roba, sto pomeriggio non ho voglia, posso non farla. Ho voglia di prendere e andare a farmi un giro in Toscana, posso farlo. Se non lo faccio, è solo esclusivamente perché non voglio. Cioè, stavo pensando anche al lato economico un attimo nel mio angolino del cervello, però no, beh, un giro in Toscana quello riesco tranquillamente a permettermelo. È anche un bel periodo perché adesso ho pagato il dentista, ho pagato un sacco di robe, sono andate via migliaia e stramigliaia di euro, però adesso ho finito di pagare tutto e quindi niente, sarà solo sì, in discesa, cioè in salita in ski, in discesa la vita. E questo ragionamento me lo hai sentito sottointendere tantissime volte, soprattutto quando magari anche di persona, no, ci si trovava con dei tu e questi dicevano grande, ti stimo, ti invidio. E io dicevo sempre ma perché? Cioè veramente no, nel senso che non è che andare a vivere in camper è una soluzione, una cosa bella, una cosa figa, eccetera. No, lo è per me,
ma per tanti altri assolutamente no. Può essere veramente una grandissima palla al piede per altri, oppure semplicemente può non essere chissà cosa, per altri può essere una roba enorme, hai capito? E ci sono sempre queste infinite sfaccettature dell'interpretazione che va dal bianco al nero su ogni cosa. Nella mia scala cromatica è stata una tonalità di colore tassativamente obbligatoria da utilizzare. Contemporaneamente, per quanto mi piaccia sta roba del vivere in camper, soprattutto di avere l'ufficio in camper, perché vivere in camper, ti dirò, cioè se sei in un posto nuovo, lo ripeto, ma l'ho ripetuto, viene fuori all'orecchio, se sei in un posto nuovo sì, ok, è vero, bellissimo, ma se no, se sei bene o male nei soliti posti, cioè diventa normalissimo, ok, il vivere in camper. Cioè, almeno per me, dopo 4-5 anni che ci vivo, è bello, ma non è eclatante. Cioè, ogni mattina ti svegli, è normale, insomma, ecco, è comodo, è rilassante, perché se c'è qualcuno che ti rompe i coglioni, ma anche semplicemente un vicino che fa rumore, che magari ha una festa, o che è incazzato con la moglie e inizia a bestemmiare, tu prendi, ti sposti, vai via. Quindi lì è veramente proprio la buddità dei sensi, veramente. Ma per il resto non ci vedo assolutamente nessun salto degno di stima, degno di invidia in senso buono, ovviamente. Mentre ciò che, ripeto, no, invece dovresti, tra virgolette, invidiarmi, cioè nel senso dovresti un po' stimarmi, invece è il fatto di essermi messo in proprio dopo una vita come dipendente. Cioè io ho iniziato a 15 anni a lavorare e facevo anche 2 lavori al giorno, cioè rendiamoci conto, cioè Singano non è mai stato uno voglio dire, con le mani in mano. Certo, ho speso tantissimo, ho avuto macchine, moto, ho fatto il disastro di viaggi all'estero, dappertutto, non mi sono mai fatto mancare niente, però mi sono sempre mantenuto tutto da solo. Cioè anche la prima moto a 15 anni ho fatto la stagione e appena ho compiuto i 16 me la sono comprata, idem la patente e tutto quanto. Quindi sono nato e cresciuto con questa impronta del dover dipendere da un lavoro, ma neanche tanto il dover dipendere dal lavoro, del dover vedere il lavoro fisso, il lavoro come dipendente più che il lavoro fisso, perché il lavoro fisso deve esistere, mangiamo, come un qualcosa di ovviamente scontato, obbligatorio, no? Cioè, non lavori, non mangi, cioè, a meno che non ti fanno la carità, cazzo. Ma se no, è da quel giorno che ho iniziato, voluto, diciamo, provare a mettermi in proprio col lavoro, tra virgolette, dei miei sogni, cioè un lavoro, uno di quelli che mi piace di più, che è l'informatico più che il grafico, perché è vero, faccio sì siti internet e quelle cose là, però ogni tanto può capitare magari la vecchiotta che ti chiama per fare il lavoro al computer, al telefono, eccetera, eccetera, e quindi è quello che piace a me, insomma, ecco. Per di più mi sono anche scelto un target di clientela che non è per nulla esigente. I lavori li faccio, per carità, regola d'arte, basta vedere i tipi di siti internet che faccio o i tipi di grafiche, cioè siamo veramente a livelli molto molto alti. Adesso modestia, ciao, ci ritroviamo al bar. Però il target di clientela non è quel target che ti obbliga a scervellarti dalla mattina alla sera a studiarti particolari linguaggi di programmazione, funzioni che insomma cambiano un giorno dopo l'altro, quindi a buttare effettivamente la tua vita nel cesso per tenerti al passo con i tempi. Questo per cosa? Per guadagnare magari quel 20% in più, ma anche no. E tutte queste cose sono state ponderate a pelle e razionalmente con gli anni, insomma, ecco, in modo da avvicinarsi sempre pian piano a questo nirvana veramente, che è l'equilibrio tra la libertà, che non potrà mai esistere a meno che non sia un figlio di un milionario, e la situazione lavorativa ideale. Ossia, arrivi a quel punto, tanto menzionato anche dal nostro buon Tiziano Terzani, che lui faceva il giornalista, ma era un po' un giornalista particolare, perché era un po' un giornalista storico, investigatore, cioè era uno proprio che entrava nel cuore della storia, no? Non era il classico giornalista che doveva semplicemente far girare la notizia, no? E questo era una cosa che lui appassionava tantissimo, no? Un po' come, non so, uno può appassionare il modellismo piuttosto che il calcio,
calcio, il tennis, eccetera, eccetera, hai capito? E quindi io pian piano, è cosa che provo a non insegnare perché suona sempre brutto, però insomma provo sempre a tramandare anche agli altri, è quella di riuscire a vivere con la propria passione, ok? Ma soprattutto, ragazzo, prima di far questo è lì che invece sta lavorando Singano, è farti capire qual è realmente la tua passione, perché tanti si buttano su sto discorso della passione e poi la vedono e ci arrivano e dicono ah, credevo meglio, non me l'aspettavo così, hai capito? Quindi c'è veramente da fare un lavoro con te stesso, con molta calma, perché è un lavoro che si fa negli anni, si fa quotidianamente, a capire pian piano realmente cosa piace a te. E cosa piace a te, fidati, il 90%, non il 100 e non il 99%, il 90% delle volte non è quello che ti fanno credere. Pronto? No, sarà stata 3 ore a dire pronto pronto, porca miseria, proprio adesso che ho trovato la GoPro ho buttato giù, vabbè. Pronto? Salve, questo è la segreteria del trading online. Ma in monaca segreteria. Pronto? Oh, mi senti? Chi parla? Sono Matteo, il consulente riguardo il trading online. Ma Ti ho te? chiamato per dare Matteo sono. Perseo? Matteo. Ah, Matteo? Sì, finalmente. Come stai? Bene, tu? È da tanto che non passi per casa. Scusa? Pronto? Sono qua Paolo. Pronto? Pronto Paolo? Matteo? Sì, sono qua, dimmi. Dove sei? Scusa? Dove sei? Sono a casa, tu dove sei? Ah, è a casa. Sì, Pronto? ti ho chiamato per darle un'informazione riguardo a investimenti online, trading online. Hai preso un pitone? Trading online, Ah, trading online, investimenti in borsa. la volta scorsa. Ma sei sordo oppure cosa? Mi senti? Chi che è un tordo? Tu sei Ma tordo. Chi è sordo? Chi è sordo? Io sono sordo. Tordo? Trading online Paolo, la conosci cos'è? Trading online, investimenti in borsa. Sei di corsa? Sì. Ah. Pronto? Salve, sono Laura, la contatto dell'ufficio promozionale Vodafone. La contatto in merito delle nuove tariffe scontate riguarda la linea fissa internet a casa. E attualmente la linea di casa ce l'ha attiva? No, non ho neanche la casa. Vabbè, salve. Eccolo. You understand? Please hold me.